La San Cataldese espugna il comunale di Palma di Montechiaro e fa un altro importante passo in avanti verso la salvezza diretta. La Gattopardo invece perde l'ultimo treno utile per la permanenza in eccellenza. Per i palmesi adesso salvare la categoria appare una missione impossibile. Il match finisce 1-0 per i Verdi Amaranto grazie a questa rete di Messeri al 46esimo del primo tempo. La Gattopardo ha giocato bene solamente nella ripresa, dove ha costruito un paio di palle gol, ma non le ha sapute concretizzare. Dirige il match Salvatore Castorina di Acireale, poco attento e dal cartellino facile, mediocre il suo arbitraggio. Sugli spalti circa 100 spettatori, i tifosi della San Cataldese sono poco meno di una quarantina. La Gattopardo è in campo con tanti giovani per i noti problemi economici. Il tecnico Alberto Licata si affida in attacco alla coppia Sorce-Valenza, in difesa c'è l'esperto Accetta che prova a fare reparto da solo. Ospiti al gran completo e determinati a vincere. Mimmo Bellomo ordina subito ai suoi giocatori di fare la partita e così si assiste ad un monologo della formazione nissena. La Gattopardo non supera mai la metà campo avversaria, ma si difende con ordine. Ci prova Buciasvili, ma Presti sorveglia bene. Poi Pecorella dal limite, ma la partita non si sblocca. I palmesi sono evanescenti in ogni reparto, la volontà non manca ma non basta per giocare alla pari con una squadra meglio organizzata. La San Cataldese attacca con quasi tutti gli effettivi ma sotto porta non è per nulla concreta. Esce Morgana per infortunio dentro il palmese Monachello. Nei minuti finali del primo tempo la squadra di Bellomo aumenta la pressione e mette alle corde l'avversario. Al 46esimo, nell'unico minuto di recupero, azione manovrata sulla destra, la palla giunge a Messeri che si trova al posto giusto nel momento giusto per battere a rete. 1-0 San Cataldese. Non c'è nemmeno il tempo di battere il centrocampo e si va al riposo con i Verdi Amaranto in vantaggio. Mimmo Bellomo tira un grosso sospiro di sollievo. La ripresa si apre con le novità Alessi e Yuri Di Marco per Salvatore Di Marco e Buciasvili. La Gattopardo torna in campo con più mordente e si vede. La San Cataldese cala alla distanza e perde anche il portiere Arcati per infortunio. Dentro al suo posto Sardo, che risulterà decisivo per il successo finale degli ospiti. La squadra di Alberto Licata attacca con più convinzione e sfiora il pareggio con Russotto. Sardo salva la San Cataldese. Ancora Gattopardo in avanti ma il pareggio non arriva. In contropiede la San Cataldese non riesce a chiudere la partita. Poi Messeri timbra anche la traversa. Finale di gara con tanti calci e qualche colpo proibito. L'arbitro Castorina usa spesso il giallo per riportare la calma sul rettangolo di gioco. Ultimi minuti di gara a favore della Gattopardo che spinge ma non trova il gol. Un paio di calci d'angolo non sono sfruttati come dovrebbero e la San Cataldese non capitola. Poi il fischio finale di Castorina che decreta il risicato successo di Pecorella e compagni. 3 punti fondamentali per continuare la corsa alla salvezza. Per la Gattopardo l'unico obiettivo da centrare sono i play-out, ma serve un vero miracolo che questa squadra difficilmente potrà compiere.